Iscola e ballo. In questa unità didattica andremo ad analizzare uno tra i balli più ballati in Sardegna. Potremmo definirlo quasi il ballo nazionale della nostra isola. A seconda delle zone geografiche può essere chiamato con nomi diversi. Per convenzione, per comodità, noi lo chiamiamo ballulestro ed indicare la sveltezza con il quale si esegue il passo di questo ballo. In realtà assume nomi differenti a seconda dei paesi e delle zone. Nell'area del Campidano, per esempio, viene chiamato ballu gabillu, ad indicare che questo ballo è originario del centro Sardegna. Gli abitanti della zona del Capo di Sopra venivano chiamati dai campidanesi cabillus e il loro ballo era appunto su ballu gabillu. Ma questo ballo in molti paesi della Sardegna viene chiamato semplicemente balludundu o anche ballittu, in altre zone subassu o suballu a passu, in alcuni paesi viene chiamato ballu montagninu, insomma tanti nomi per indicare la stessa tipologia di ballo. In questo ballo, che si esegue prevalentemente in maniera corale, tutti insieme, quindi lo potremmo collocare tra i balli rituali, ecco, in questo ballo la costituzione della coppia è altrettanto importante. L'uomo balla con la sua ballerina e si divertono veramente a ballare insieme, facendo delle piroette, portandosi verso il cerchio, il centro del cerchio, ma tornando indietro per ricostituire questa comunità danzata che si diverte con Suballulestru. Iscola e ballu, unità didattica dedicata a Suballulestru. Partiamo dall'analisi della postura del corpo. Anche in Suballulestru, come in tutti i balli sardi, il busto deve stare eretto con una posizione rigida, il bacino deve stare in posizione rigida e anche in questo caso il movimento avviene soltanto nella parte bassa del corpo con il molleggiamento sulle ginocchia. Partiamo con il peso del corpo sulla gamba sinistra, la gamba destra è libera. La presa è molto importante perché l'uomo terrà la ballerina da sotto il braccio, intrecciando le braccia. La mano della donna, come vedete, ha il palmo rivolto verso l'esterno e l'uomo la prende in questo modo, incastrando la mano in maniera perpendicolare rispetto alla posizione della mano femminile. Altra cosa molto importante, non è tanto stringere la mano quanto fare forza tra gli avambracci che si poggiano sul fianco del ballerino o della ballerina. Questa posizione permette una perfetta presa e un'unione tra i due ballerini. Come detto, partiamo col peso del corpo sulla gamba sinistra, la gamba destra è libera. Il passo si sviluppa in due momenti fondamentali, la parte a saseria e la parte a salestra o allegrada. Il passo lo si esegue partendo, spostando il peso del corpo dalla gamba sinistra alla gamba destra per un tempo leggermente più lungo rispetto ai passi che seguiranno. 1, 2, 3 e mi sposto. La gamba sinistra a questo punto è libera e mi permette di spostare nuovamente il peso del corpo in una sequenza molto veloce di due passi: sinistro, destro, sinistro. Guardate un po', sinistro, destro, sinistro. Ci troviamo nuovamente col peso del corpo sulla gamba sinistra e con la gamba destra libera. Questo ci permette di ripartire con il passo. Proviamo a eseguire una serie di passi in maniera sequenziale. Destro, 1, 2, 3. Destro, sinistro, destro, sinistro. Destro, sinistro, destro, sinistro. Destro, sinistro, destro, sinistro. Come vedete, il molleggiamento del corpo avviene soltanto nella parte bassa. La parte superiore è molto rigida. Destro, sinistro, destro, sinistro. Vediamo come ci si può muovere nell'ambito dello spazio, andando avanti e tornando indietro. Destro, 1, 2, 3. Destro, 1, 2, 3. Destro, 1, 2, 3. Ci spostiamo in avanti, 1, 2, 3. Destro, 1, 2, 3. Destro, sinistro, destro, sinistro. Destro, sinistro, destro, sinistro. Destro, sinistro, destro, sinistro, nel passo in cui si torna indietro. Tra i movimenti che si possono eseguire, soprattutto quando si sta in coppia, sono i giri. Per convenzione utilizziamo dire giri in avanti quando è la ballerina a procedere in avanti o giri indietro quando è la ballerina a andare all'indietro. Partiamo col passo base, destro, 1, 2, 3, destro, 1, 2, 3, destro, 1, 2, 3, i giri all'indietro, al comando, hop, 1, 2, 3,
destro, 1, 2, 3, destro, 1, 2, 3, destro, 1, 2, 3. Una cosa di grande importanza nell'esecuzione di questi movimenti è la forza che devono esercitare i due ballerini. La coppia deve esercitare una forza che tira verso l'esterno, creando un fulcro tra i due ballerini. Un piccolo segreto è cercare di inclinare il corpo con le gambe che si avvicinano verso il centro e il busto che si allarga leggermente. È un piccolo dettaglio che però aiuta a ruotare meglio. E ora non ci rimane che eseguirlo con l'accompagnamento musicale. Si prende il passo, destro, 1, 2, 3, destro, 1, 2, 3. Si scrappita de comare, anda bene a su meo, E si brinca da e a Saseria. Eseguiamo il passo in avanti e indietro. 1, 2, 3, destro, 1, 2, 3, destro, 1, 2, 3, destro, 1, 2, 3, destro, 1, 2, 3. E ancora avanti e indietro. Destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro, 1, 2, 3, destro. E ora vi mostriamo i giri. Prima i due giri dove la ballerina va in avanti. Destro, 1, 2, 3, destro, 1, 2, 3, 1, 2, 3, destro, 1, 2, 3, destro, 1, 2, 3, destro, 1, 2, 3. I due giri dove la ballerina va all'indietro. 1, 2, 3, destro, 1, 2, 3, destro, 3, destro, 3, destro, destro, 1, 2, 3. Bene, in questo modo chiudiamo questa unità didattica dedicata su ballo lestru. Avete visto i movimenti fondamentali. Ciao!